Quando tirereis a bruschetta e la terra vuda in eredità, e offrisareis un'età al Signore, come parsante de tiere, large 25.000 comedons e lunge 100.000, e la parsante de tiere conduci i confins torator. Di queste, una parte è per santuario, venga stai un quadrato di 500 per 500, più 50 comedons torator per fabbricarsi in bande. Partendo di queste gente, tu misurerai 25.000 comedons di larghezza e di smidi di lunghezza con dentro i santuari, la parte plisante. Queste persante de tiere e sarà per i predis che funzioni tal santuari e che puoi sdongiarsi per servire il Signore. Si farà questo per chasis e poi fabbricarsi in bande dal Templi. Altri 25.000 comedons di larghezza per 10.000 di lunghezza saranno per i Levizi che funzioni tal Templi. Gli chiamaris sono peronanze ereditarie. Come peronanze ereditarie di città, o destinereis altri 5.000 di larghezza per 25.000 di lunghezza, in rie con le parsante destinate al santuario. Saranno di tutte le case di Israele. Al principe ispieteranno le peronanze di qua e di là de persante e de par de città, in bande de persante e in bande de par de città, a sorelle Amon fin a confin dal mondo e a sorelle Yevad fin a confin di Yevade. In rie con gli strichi dei tocs dei tribus, dai confins dal mare fin ai confins di Yevade. Che stoc saranno le sue paronanze ereditarie in Israele. I miei principi non tibieranno più il mio popolo, e la terra e la saranno alla casa di Israele e alle sue tribus. Il Signore mio Dio ha detto così: Vonde, principi di Israele, finire con la violenza e con le prepotenze, rispettare les e la giustizia, e finire di poca indaur il mio popolo. Sentenze dal Signore mio Dio. Doparai staderis justis, efa e bat just. L'efa e il bat che si din sempre su che misure, di modo che il bat altegni la decima par di comer, e l'efa che sedi la decima par di comer. A saran misuras da ur dal comer. Il ciclo che al sedi per altri vinghera. 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos affasaran la mine. Queste è la tassa che offrisareis, la sesta parte di un efa di un comer di fermento e la sesta parte di un comer di guardi. La tassa per vueli va di il bat dal vueli e è la decima parte dal bat di un cor, di sbatta sono un comer e di sbatta sono anche un cor. Dal trop de ricchezze di Israele, occiolereis un ciaf ogni dusinte per oblazioni, per l'olocausto e per sacrifici di comunione, per fare di loro l'espiazione, sentenze dal Signore, mio Dio. Tutte le int e tenude a pagare queste tasse al principe di Israele. E il principe alvarà di provvedere gli olocausti, le oblazioni e le libazioni de fiestis, sus cominciati al mese e te sabilis, in tutti le fiesti dei case di Israele. Lui provvederà i sacrifici per il peccato, l'oblazione, l'olocausto e i sacrifici di comunione, per fare l'espiazione sulla casa di Israele. Il Signore mio Dio ha detto così: la prima di dal primo mese tu ciolerai su mazzut 100 pezzi e tu parerai su la colpe dal Templi. Il predi alzolerà un po' di sangue dal sacrificio per il peccato e lo struzzolerà sulle ante dal Templi e sui 4 cantons dall'oro, sull'altare e sugli antis de parte dal cortile di dentro. Tu farai compagni anzi al 7 del mese, per conto di quel che la sgare, ma senza sapere. Così
tu fasaras l'espiazione del Templi. Ai cutuardis del primer per voratri sarà Pasche, per sedis o fasare fieste, mangiando pan senza levan. In che volte, per sé e per tutte le in, il principe provvederà un mansut palpecciato. E dai sedis de fieste provvederà l'olocausto per il Signore. Ogni dì, per sedis, siete manzus e siete rocs senza peccis e il sacrifici palpecciato, un bec ogni dì. Provvederà un'offerta ed un efa per manzut ed un efa per roc e il vueli, un in ogni efa. Ai 15 del settimo mese di feste si farà con pan per 7 dies, sacrifici palpecciati, olocausto, oblazione e vueli.